Questo programma è offerto da Confindifesa FVG. Sta facendo più danni del Covid, sta mettendo in crisi famiglie, imprese, enti pubblici e un virus economico che sta colpendo tutti in maniera trasversale e per il quale non c'è ancora il vaccino. Stiamo parlando del caro energia. Buonasera e ben trovati a questa puntata di Economy FVG. Insomma, ce ne siamo resi conto in questi giorni con le bollette che stanno arrivando di luce e gas con cifre astronomiche che stanno veramente colpendo tutti quanti. La nostra economia, quella del Friuli Venezia Giulia naturalmente, anche l'economia domestica, perché anche le famiglie sono in ginocchio. Di questo parleremo assieme ai nostri ospiti che vi presento subito, a cominciare dall'assessore regionale all'ambiente e all'energia Fabio Scocimarro. Grazie Assessore per essere con noi questa sera. Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti. Abbiamo detto il mondo delle imprese, gli artigiani particolarmente colpiti. Con noi c'è Ariano Medeot, presidente di Confartigianato Gorizia. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. E naturalmente ci sono poi le associazioni dei consumatori a tutela delle famiglie, una di queste è Consumatori Attivi. Abbiamo con noi la vicepresidente Barbara Venuti. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie. E allora lo dicevamo, questo problema che sta colpendo tutti, stiamo facendo i conti con le bollette astronomiche che sono arrivate. Assessore Scocimarro, viene da chiedersi intanto come siamo arrivati a questo punto, perché insomma gli aumenti erano previsti, si parlava del 40%, qui siamo ben oltre questa cifra, è un problema che riguarda insomma uno scenario sicuramente internazionale. Che cosa può fare la Regione, come si può intervenire per dare risposte a cittadini e imprese? Beh, l'ha detto lei, è un virus economico, inaspettato come quello pandemico e quindi come tale va affrontato con dei tamponi di emergenza e poi cercare di risolverlo definitivamente. L'Italia è esposta a queste, come la Regione e come anche parte dell'Europa, a questi cambiamenti appunto economici che vedono come protagonista la geopolitica, quindi qualsiasi governo ci fosse in Italia comunque sarebbe esposto e avrebbe le stesse problematiche che sono figlie della politica energetica italiana. Noi nell'89 facemmo un referendum contro l'energia nucleare. Io personalmente ero contrario, resto contrario a quel tipo di energia nucleare e quindi rispetto ad altri paesi tipo la Francia siamo penalizzati nel costo dell'energia. In passato cercammo di essere ancora anni prima autonomi dal punto di vista dell'energia, ma chi stava riuscendoci, un certo Mattei, finì male in un incidente aereo molto dubbio. Quindi oggi potremmo certamente mettere in campo, e lo dovrebbe fare il governo nazionale e lo farà anche la regione, per andare a tamponare, ma metti una pezza che non può essere definitiva e delle appunto soluzioni definitive verranno prese. Non saranno nel breve termine, quindi ne potremo parlare, se ne parliamo adesso. Beh, insomma, intanto domani ci dovrebbe essere un Consiglio dei Ministri, insomma sul piatto dovrebbero esserci 7 miliardi che possono sembrare tanti, forse sono anche pochi, o domani o martedì la decisione. Ecco, per quanto riguarda la pezza che deve mettere la Regione, cioè dal punto di vista economico, quale potrebbe essere? La Regione può incentivare quelli che sono, per esempio, di altri tipi di energia che sono aumentati parimenti come i carburanti e quindi andare a cercare con la nuova legge carburanti che le prossime settimane, i prossimi mesi vedrà la luce, di andare a dare ulteriori incentivi per abbassare il costo dei carburanti, ma non sarà sufficiente, non sarà nell'immediato, ci vorranno ancora un bel po' di mesi, ma soprattutto nel Friuli, nella parte della montagna, per abbattere i costi dell'energia, in quanto le centrali idroelettriche, quelle più grandi, entreranno in pancia alla Regione come scadenza di concessioni e verrà alla luce nel frattempo una società regionale di energia che, essendo a maggioranza pubblica, riuscirà a calmierare i prezzi. Ma sono interventi che vedranno la luce alla fine di quest'anno, il prossimo anno, le benzine subito, ma ripeto, quindi non possiamo dare una risposta immediata alle famiglie che avranno le bollette più alte.
e non potremo dare una risposta immediata alle ditte che vedranno, le aziende, tutte le artigiani, le grandi industrie energivore, che vedranno i loro conti sballati, per non parlare dei comuni stessi che al bilancio hanno messo una certa spesa di energia e non riusciranno a chiudere il bilancio quest'anno. E poi la fermo solo per dirle che toccheremo tutti questi punti nel corso della trasmissione che lei giustamente sta elencando. Prima però vi facciamo sentire le parole del ministro Patuanelli che abbiamo intercettato qualche giorno fa proprio a Trieste su questo tema. Sentiamo. Si dovrebbe innanzitutto individuare e trovare le risorse per sostenere ulteriormente famiglie e imprese che non possono pensare di arrivare a fine mese con un incremento così forte della tariffa energetica. Fra poco gli imprenditori dovranno trovare decidere, scegliere se pagare i dipendenti, i contributi ai dipendenti, la bolletta o la rata del mutuo. Questo ovviamente non è pensabile. Questo però è emergenza, invece serve una riforma strutturale, una valutazione sugli oneri di sistema e sulla possibilità di spostarli sulla fiscalità generale. Serve implementare sistemi di autoproduzione di energia come ad esempio le comunità energetiche e far sì che tutti i progetti che abbiamo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che sostengono le produzioni energetiche da fonti rinnovabili cadano a terra il prima possibile, anche prima dei tempi previsti. Queste le parole del ministro Patuanelli. Medeotte, insomma, la situazione è così complicata per voi artigiani, insomma, si deve arrivare al punto di decidere cosa pagare, se lo stipendio o la bolletta. Diciamo che quest'anno sarà problematico, comunque il comparto artigiano, sapendo che l'energia è la linfa vitale di tutte le imprese, più o meno energivore, da tempo si era premunito, quindi dal 2001 soprattutto le Confartigianato del Triveneto hanno fondato un consorzio multi-utility, il CAEM, che ogni anno andava sul mercato e stipulava dei contratti per i propri associati consorziati, stabilendo un prezzo fisso dal 1° gennaio al 31/12. Così è stato fino al 31/12/2021, che paradossalmente chi ha beneficiato di questo, le nostre aziende consorziate, ha pagato una bolletta fino a dicembre inferiore un anno prima. Perché? Perché il prezzo dell'energia era fisso e lo Stato comunque nell'ultimo trimestre del 2021 è intervenuto sugli oneri di sistema. Bene, ora però il CAEM ovviamente non può stipulare con queste quotazioni attuali per tutto l'anno nuovi contratti, quindi in questo momento si naviga a vista. Noi crediamo, sono delle previsioni che poi io mi auguro possano essere confermate, che nel secondo trimestre di quest'anno i prezzi possano scendere e lì vedremo le strategie da intraprendere. Sicuramente concordo che politiche energivore e energetiche di questo tipo devono essere, a nostro avviso, prese a livello europeo e soprattutto nazionale italiano. Credo che una sana e soprattutto seria strategia che può essere e sposare sicuramente il percorso ambientale con fonti rinnovabili, quello che invece noi vediamo che altri governi europei, la Germania sta mettendo di nuovo in mano il carbone nelle proprie centrali e la Francia ne fa uso man bassa del nucleare e noi siamo in qualche maniera a pagare qualcosa oneri in più. Ecco, l'assessore prima citava proprio il referendum sul nucleare, ecco, su questo so che anche la sua azienda ha avuto insomma, qualcosa forse in capitolo all'epoca, no? All'epoca sì, perché negli anni 80, prima del referendum, comunque la mia azienda ha partecipato e forniva a Montalto di Castro quello che era già stato impostato e si stava costruendo una delle prime centrali nucleari in Italia. Poi il referendum ovviamente ha stoppato questo percorso e poi è stata messa in disuso. Io non dico che il nucleare sia l'alternativa, io credo che dobbiamo guardarci in faccia e secondo me il senso di responsabilità, e parlo del 95% delle imprese e quindi le medio-piccole, sono molto attente all'ambiente. Infatti gli ultimi 2 anni il CAEM ha stipulato un contratto con una società del nord-est dove è certificata
che la fonte di energia prodotta è al 100% ecosostenibile da fonti rinnovabili. Quindi noi abbiamo sole, acqua e vento e lì io credo sia il percorso dei prossimi 10 anni. Ecco, Assessore, su questo? Tutto bello, tutto perfetto, solo che le energie rinnovabili sono al momento devono raggiungere il traguardo del 20%, quindi l'altro 80% c'è un altro tipo di energia. Quindi, detto correttamente, 87 facciamo un referendum che secondo me era giusto, perché quel tipo di energia nucleare, la vecchia nucleare a fissione, e qui abbiamo una centrale a 100 km dal confine a Kerskov, fra l'altro in area a medio-alto rischio sismico, no? Quel tipo di energia nucleare creerà un problema alle future generazioni con le discariche appunto di materiale radioattivo, perché ci riempiamo giustamente la bocca, cambiamo tutti i canali televisivi, tutti gli spot, sono tutti quanti l'insegna del verde, e poi alla fine ci lamentiamo perché la bolletta aumenta giustamente, perché non abbiamo le centrali nucleari, che invece ce ne sono 120 in Europa, una dozzina a cavallo del confine, di cui, come ho detto, una a 100 km dal nostro confine. Quindi è giusto percorrere il tema dell'energia rinnovabile, ma ricordiamo che oggi potrà riempire al massimo il 20% del fabbisogno. Il resto ci vuole un altro tipo di politica. E se mi permette una piccola nota polemica, io sono amico del ministro Patuanelli, sono triestino, persona che stimo, però il partito che rappresenta i 5 Stelle sono sempre stati il partito del no. Quindi una cosa è essere dei talebani del no, come sono certi ambientalisti, una cosa è essere ecologisti, come siamo noi, come la nostra giunta, come sono io, come il mio partito, come Fratelli d'Italia, e andare a dire sì, siamo degli ecologisti, ma per un ambientalismo del volto umano, che deve coniugare il rispetto dell'ambiente, quindi lasciare il nostro territorio alle future generazioni intatto e migliore, e però contemporaneamente il bisogno dell'uomo, che da 200.000 anni è la nostra specie sulla faccia della terra, speriamo che resti ancora un po', e quindi far convivere l'ambiente con l'uomo come razza umana, ovviamente, non come genere. Questi naturalmente sono ragionamenti molto ampi di sistema di visione, e poi c'è l'attualità, e cioè il pensionato o la famiglia che si ritrova con una bolletta megagalattica. Di questa parleremo subito dopo la pubblicità. Di nuovo insieme con Economai FVG, caro energia, al centro di questa trasmissione. Abbiamo affrontato prima con l'assessore Scocimarro e con Ariano Medeot di Confartigianato il problema un po' strutturale delle imprese e anche di visione, però come dicevo prima della pubblicità poi c'è un problema anche sostanziale per le famiglie che si sono trovate in questi giorni con bollette veramente altissime. Allora, Barbara Venuti di Consumatori Attivo, vicepresidente. Insomma, con chi state facendo i conti? Chi viene da voi? Chi bussa alla vostra porta? Che cosa vi chiedono? Che bollette vi presentano soprattutto? Allora, facciamo i conti sostanzialmente con una gran parte della cittadinanza che sta affrontando con non poche difficoltà questo periodo, ma io ho portato anche ad esempio la nostra stessa fattura, che per quanto riguarda i mesi di ottobre-novembre aveva un importo di 200 euro, dicembre e gennaio è schizzata a 420 euro. Parliamo di un'associazione che ha dei consumi abbastanza equilibrati, eterogenei e ben distribuiti durante l'anno, e non nascondo che io per prima ho ovviamente spalancato gli occhi, perché è una cifra importante, e per quanto il ministro della transizione ecologica Cingolani ci avesse già premesso nell'ottobre scorso che saremmo andati incontro ad una tempesta energetica in tema di rincari, probabilmente molti di noi non si aspettavano cifre così importanti. Infatti, dando giusto una piccola informazione, perché sono andata un po' a spulciare, a capire cosa fosse accaduto alla nostra fattura, il kilowatt è passato da 21 centesimi del 1° ottobre a 37 centesimi del 1° dicembre, parlo del mercato tutelato. Un aumento che va oltre il 70% e che diventa nella bolletta finale intorno al 60-65%, perché il peso degli oneri di sistema è un peso che incide tantissimo sull'importo finale della bolletta. L'associazione ovviamente cerca di innanzitutto capire quella che è la situazione dell'utente finale. Non da ultimo questa mattina ci ha scritto e ci ha contattato una persona un po' avanti con gli anni in seria difficoltà, che veramente poi si stringe anche il cuore, perché ha già un arretrato importante con il proprio gestore che gli chiede rientro, che non accetta il piano rateale proposto dal cliente stesso, che si è ridotto a spegnere la TV e andare avanti veramente con uno scaldino.
ci ha chiesto aiuto, ahimè il problema, o meglio la soluzione proposta delle rate non può essere una soluzione definitiva, come anche un appello che noi facciamo ai gestori, quello veramente di cercare di comprendere quelle che sono le situazioni ed eventualmente di andare incontro a richieste magari sul piano rateale che se non è di 10 magari di 12, se non è di 3 può diventare di 4. Noi quello che però noi preme dire come associazione è che questi interventi del governo, di cui si discuterà anche domani, sono veramente una goccia nel mare, perché per quanto riguarda le imprese si è intuito che quest'anno potrebbero essere spesi oltre 30 miliardi per quanto riguarda rincari energia, quindi 7 miliardi, seppur tanti, probabilmente non basteranno. Io però mi rivolgo anche a quelli che sono stati gli aiuti per le cosiddette categorie fragili, quindi situazioni di disagio che versano in un disagio economico. Non focalizziamoci soltanto a quel limite ISEE per agevolare su un panorama di oltre 20 milioni di contatori un numero limitato da 2 milioni e 3 mezzo, 3 milioni di famiglie, perché alla fine c'è quella categoria media che è sempre lasciata in disparte, che è in grande difficoltà e che non ha diritto a nessun tipo né di bonus sociale ed ancor meno ad altre agevolazioni. Quindi è importante che ci siano degli interventi strutturali, perché vorrei ricordare che l'aumento non è soltanto l'importo finale che noi vediamo in bolletta, ma è l'intera filiera dell'intera catena produttiva, perché ognuno di noi credo che si accorga già oggi, da un caffè al bancone piuttosto che al pane, come siano lievitati assolutamente i prodotti del carrello della spesa. Ha fatto benissimo insomma, a sottolinearlo, proprio perché c'è una ricaduta che poi colpisce tutto. Ci sono imprese, abbiamo visto, con bollette milionarie da 300-400 mila euro al mese, ci sono famiglie dove anche i 100 e i 200 euro in più naturalmente pesano molto, e poi insomma ci sono anche i commercianti, i piccoli imprenditori. Adesso vi facciamo vedere questo caso di un gestore di una palestra di Fontana Fredda che anche lui si è ritrovato con una bolletta davvero difficile da digerire. Vediamo. Io sono ancora sotto shock dalla bolletta perché è raddoppiata proprio in tutti i sensi. Io pagavo 2.500 euro, adesso mi è arrivata una bolletta di 5.000 euro, è mensile, quindi ogni mese 5.000 euro per riscaldamento e luce. Direi che è mettere in ginocchio le imprese a questo punto. Bastano le cifre e i toni nel raccontarle per capire quanto il caro energia stia mettendo in crisi gli imprenditori, come Mario Bolognesi, titolare della palestra Askesis di Fontana Fredda. Le ultime bollette gli hanno azzerato, oltre che il conto in banca, anche il morale. Sto facendo dei conti perché ancora la bolletta mi è arrivata venerdì, quindi sono ancora così in stand-by. Certo, rateizzare vuol dire che il prossimo mese me ne trovo un'altra, quindi sarebbe il gatto che si mangia la coda, non credo sia il sistema migliore. Prestiti, già abbiamo dovuto sopportare di tutto e di più, fare il famoso mutuo dei 25.000 euro garantito dallo Stato, quindi sobbarcare altri prestiti per poi pagare delle bollette lo trovo veramente vergognoso. La richiesta al governo è chiara: intervenire, ma sul serio. E diano una mano alle imprese, o abbassino l'IVA o una detassazione in qualche forma, insomma, visto che i ristori abbiamo capito che sono stati proprio una presa in giro, detta francamente, perché quello che è andato alle imprese è imbarazzante. È un esempio, come ce ne sono tanti altri, Assessore Scocimaro. Naturalmente gli imprenditori guardano alla politica. Chiaro che la Regione, come diceva prima, può fare quello che può fare, però dalla politica pretendono risposte in questo caso. Anche voi, lei fa parte di Fratelli d'Italia, che peraltro è l'unico partito che non è al governo al momento, quindi anche da quel punto di vista lì si può fare poco, ma insomma, Presidente Fedriga, eccetera, che cosa si può rispondere a imprenditori che sono disperati? Sì, il fatto che il mio governo sia governo nazionale, ma lo è il governo regionale, quindi non mi sottraggo alle domande né alle responsabilità. Aspettiamo di vedere anche dal governo nazionale quali sono le proposte per andare incontro alle famiglie in primis, ma anche alle aziende. Poi io penso che la Regione non spetta a me, perché non ne ho la delega per l'industria, ma che magari si possa pensare di posticipare alcuni interventi non urgenti per le aziende, non urgentissimi, ma urgenti, e andare nell'urgenza immediata, che è questa delle aziende. Io, per quanto mi riguarda, portare il mio contributo lo farò, l'ho già detto al mio collega di giunta, e auspico che si possa intervenire appena vedremo quali sono le misure messe in campo il governo. Ma come ho detto nella prima parte della trasmissione, sono delle pezze, non è che risolvi il problema, e quindi
bisognerà programmare a medio e lungo termine una nuova politica energetica per la regione, lo stiamo già facendo, e anche per l'Italia. Non possiamo essere in balia delle onde, degli umori della geopolitica internazionale. Sì, tra l'altro il paradosso è, Medeot, che chi sta lavorando di più e sta producendo di più e utilizza naturalmente molta energia per lavorare sta pagando tantissimo, quindi rischia di azzerare quello che era, insomma, delle commesse, dei lavori che, insomma, si era portato avanti e credeva, insomma, con questo di vedere un po' la luce in fondo al tunnel. Sono di fatto azzerati quando ti arrivano 2 o 3 bollette del genere. Ecco, lì come state cercando di intervenire? Abbiamo visto qualcuno ha detto lavoriamo il sabato, lavoriamo di notte quando costa meno, però insomma non è risolutivo. Questo è vero, premetto che le micro e piccole imprese pagano già il doppio il costo dell'energia delle grandi imprese. Questa è la base di partenza. Però non possiamo permetterci di perdere il rimbalzo economico, perché il comparto manifatturiero di questa regione sta lavorando agli ordini importanti. Questa regione ha una vocazione di export importante che deve essere sostenuta. Sicuramente ci sono vari aspetti, il percorso è complesso, ma per esempio noi apprezziamo perché la giunta regionale è vicino a noi e uno dei percorsi è anche consumare meno sprechi. Meno sprechi significa anche innovazione tecnologica. Io ricordo che il CATA artigiano, che gestisce i contributi regionali, che l'assessore Bini, assessore alle attività economiche, ci sostiene, il canale più importante e più usato dalle imprese del Friuli-Venezia Giulia è l'innovazione tecnologica. Io ricordo che il CATA ha erogato circa nel 2021, quindi un anno difficile, più di 8 milioni, quasi 9 milioni di contributi pubblici a fronte di più di 30 milioni di investimenti da parte delle aziende. Banalmente noi sappiamo che la tecnologia va avanti, quindi se da una parte il tempo stringe per una seria politica energetica che ci indichi un percorso, dall'altra parte le aziende come possono affrontano e ci credono perché gli artigiani investono. Quindi la tecnologia ha portato anche nelle famiglie, per esempio la lavatrice che noi acquistiamo oggi consuma molta meno energia, ma 1/3 dell'acqua di una lavatrice. Così all'interno delle nostre aziende manifatturiere i nuovi macchinari sono più performanti. Questo è uno dei tasselli. Poi il consorzio, io voglio ricordare, nel 2013 ha allargato la possibilità di bloccare il prezzo anche ai collaboratori, ai dipendenti delle nostre aziende consorziate. Quindi fare massa critica, gli artigiani lo fanno, ci credono e sono disposti anche a sacrificarsi. Sicuramente non possono permettersi bollette triplicate perché altrimenti fanno fatica poi a riversare questi costi ai propri clienti e alla fine, come è già stato sottolineato, tutti questi aumenti ci troviamo nel carrello della spesa e li paghiamo noi. Io credo che quest'anno il potere d'acquisto delle nostre famiglie sarà notevolmente penalizzato. Sì, lo credo anch'io. Ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo a parlare di caro energia con i nostri ospiti. A tra poco. Ancora insieme con Economai FVG. Allora adesso entriamo nel problema delle famiglie con alcuni esempi concreti venuti. Insomma, dicevamo, magari non sono cifre astronomiche, però in una famiglia anche i 100 euro in più al mese possono diventare un problema quando si ha i figli che studiano, più di un figlio, insomma bisogna fare delle rinunce anche lì. Casi concreti che vi stanno arrivando? Sì, i casi concreti li abbiamo praticamente nel quotidiano e 100 euro sono tanti perché questi sono mesi freddi, quindi diventa impensabile credere o pensare di spegnere un riscaldamento o di non accendere comunque la luce. Oltretutto sappiamo che in questo periodo tra smart working e scuola e attività scolastica a distanza magari c'è anche un maggiore utilizzo ovviamente di quelli che possono essere i sistemi informatici, l'elettrodomestico, quindi potrebbero anche sicuramente essere aumentati gli utilizzi in famiglia, però questo non giustifica un aumento così importante a fine mese. Noi come associazione ovviamente, oltre ad affiancare la cittadinanza nel momento in cui c'è la necessità di rivolgersi al gestore per l'eventuale richiesta, la rateizzazione,
cerchiamo anche di dare piccoli consigli su quello che può essere un uso e un utilizzo intelligente dei grandi elettrodomestici. Ecco, proviamo no? a darne alcuni, anche se insomma, anche questi sono un palliativo, ma insomma possono Certo, dare una mano. Sono veramente piccole cose, però messe insieme, come diciamo sempre noi, è comunque bene informare e cercare di rendere i cittadini sempre maggiormente consapevoli. Innanzitutto mi preme ricordare che il passaggio definitivo al mercato libero è stato nuovamente rimandato al 1° gennaio del 2024, quindi chi fosse ancora nel mercato tutelato direi di non azzardare a scelte, comunque diciamo così, a switch verso nuovi distributori, perché forse non è il momento migliore e si potrebbero ricevere brutte sorprese proprio perché magari nei contratti le voci non sono molto chiare. La maggior tutela sappiamo che permette ancora la distinzione della fascia oraria piuttosto che dei giorni festivi e dei giorni prefestivi, per cui in questo caso impariamo a utilizzare grandi elettrodomestici scegliendo magari le fasce orarie maggiormente idonee, con un risparmio energetico, utilizziamo gli elettrodomestici a pieno carico, impariamo ad accendere la lavastoviglie magari la sera. Sono piccole cose come anche magari il LED della televisione, il LED che lasciamo, lo spinotto che lasciamo quando ricarichiamo il cellulare. Sono piccole attenzioni che però a fine anno, in un anno come questo che sicuramente vedrà le famiglie purtroppo dover aprire il portafoglio anche in maniera importante, possono dare un piccolo aiuto. E adesso andiamo a Tarvisio perché anche gli albergatori sono messi in ginocchio da questa situazione. Vediamo questa testimonianza raccolta da Alexis Sabot. Noi speriamo alla fine del giro di riuscire a contenere i costi, limitando l'orario di apertura della ristorazione, sicuramente il riscaldamento di notte. Bisogna fare attenzioni che magari fino a ieri non erano normali, in qualche modo dobbiamo tirare avanti. I conti dell'energia elettrica arrivati nell'ultimo periodo hanno fatto sobbalzare gli imprenditori costretti a sostenere aumenti anche triplicati e sempre più difficili da gestire. Nel 2019 avevo degli importi con un consumo di metri cubi o di kilowattora e la bolletta di dicembre, l'ultima arrivata, è anche triplicata, assolutamente sì. Una cifra che si aggira ai... Tranquillamente superiamo i 6.000 euro per quanto riguarda l'energia, i 4.600 euro per quanto riguarda il gas, anzi di più. Cioè questo implica per noi un grosso problema, in quanto noi abbiamo già venduto anticipatamente le camere a un prezzo e non possiamo andare dal cliente e dire adesso ci devi pagare di più. Questo è sicuramente un ulteriore problema e non a caso molti colleghi hanno scelto appunto di tenere chiuso chi solo il ristorante, chi addirittura anche l'albergo, proprio perché questi costi sono ingestibili. Ecco, arrivare a tenere addirittura chiuso naturalmente per non consumare, Assessore, è il paradosso, insomma, visto quello che vale la nostra economia qui, sentire questi discorsi da parte degli imprenditori. Però ritorniamo al discorso di prima, serve semplicemente una visione di sistema più in là, perché è chiaro che risolvere questo problema abbiamo capito che se il governo non ci mette tanti soldi per tamponare un attimo, insomma, si può solo guardare queste bollette arrivare e pagarle. Oggi sì, ripeto, aspettiamo di vedere i contributi che arriveranno dallo Stato, quelli che metterà certamente in campo la Regione. Ero con il Presidente Federica oggi e lui è molto sensibile a questo e quindi una risposta ci sarà, però promettere alle persone a casa che tutto questo di cui stanno lamentando verrà risolto, non c'è la bacchetta magica a nessuno, diciamolo chiaramente, e non dipende solo dall'Italia e nemmeno dalla nostra Regione. Quindi questo è quello che mi sento di sentire. Quello che sta succedendo ovviamente al confine tra Russia e Ucraina sicuramente non aiuta questa situazione. C'è una speculazione però molto potente alle spalle. L'Italia, che dovrebbe insomma contare qualcosa, non conta nulla. Perché no, l'Europa non conta nulla, ma l'Europa addirittura, però magari la Francia è già più indipendente, l'Italia non ha neanche la possibilità di essere autosufficiente in nessuna maniera. La Francia ha svariate decine di centrali nucleari, ha una politica estera diversa dalla nostra, l'Europa non ce n'ha nessuna, siamo in balia appunto di questi ipotetici non augurabili eventi di guerra, con gli americani che fanno appunto delle dichiarazioni improvvide, c'è da rimpiangere altri presidenti per amor di Dio, ma casualmente i presidenti democratici che
dello stesso partito di chi ha preso un premio Nobel per la pace, minacciano di fare la terza guerra mondiale, a noi non fa certamente bene, fra l'altro nei confronti di una Russia che sarebbe auspicabile farla entrare nell'orbita europea e non spingerla nelle braccia della Cina come sta avvenendo adesso. Quindi sono grandi discorsi che chi si lamenta della bolletta magari interessano meno. Però aiutano a comprendere lo scenario. Tutto questo è figlio anche di questa situazione purtroppo e quindi poi c'è chi ciulla nel manico anche per gli aumenti, diciamolo tutto, non è soltanto dovuto al caro dell'energia. Quindi l'unica cosa che potrà fare l'Italia è fare nel medio termine una politica di energia diversa che non sarà soltanto quella che riguarda, come io ho sempre sostenuto, le fonti rinnovabili, perché è bello fare questo tipo di energia pulita. Noi come Regione abbiamo messo in campo molte risorse per farlo, molti contributi per farlo, anche centri di ricarica per l'automobile, avremo 600 macchine elettriche che gireranno per la pubblica amministrazione, però questi sono interventi non certamente determinanti per risolvere il problema attuale di oggi. Le aziende sono in ginocchio con questo caro energia, citava di aziende e alberghi che chiudono, ma anche grosse aziende energivore, cito in Emilia Romagna il famoso distretto del Cotto che costa più tenere aperto e produrre le piastrelle a un prezzo inferiore di quello che poi superiore al prezzo di quello che è il anche da noi mercato. però purtroppo ci sono di questi esempi. Adesso vi facciamo sentire un'altra voce di un personaggio che sicuramente l'assessore Scocimaro conosce molto bene perché è il titolare del caffè degli Specchi in Piazza Unità d'Italia. Credo che l'assessore più di qualche volta sia andato a bere il caffè da lui. Parliamo del maestro cioccolatiere Giuseppe Faggiotto, che peraltro è anche titolare, oltre che del Tommaseo a Trieste, anche della storica cioccolateria Peratonner a Pordenone. Ecco, sentiamo che cosa ci ha detto lui sul caro energia. Noi abbiamo fatto un conto dove le bollette sono triplicate e veramente sono insostenibili, infatti ci siamo rivolti adesso alle associazioni, perché non solo io naturalmente, un po' tutti, perché è veramente insostenibile. Possiamo dire che in questo momento aziendalmente sta ritoccando addirittura il 2-3% in un'azienda e non è poco. Ovvio, cerchiamo di calmierare i prezzi come noi facciamo al banco, €1 il caffè per tenere un po' calmierato un po', però in realtà in questo momento qui veramente è una cosa insostenibile. Speriamo che il governo, come le notizie portano, riesca a sopperire a questo e a portarci via questo 2-3% di costo in più. Ecco, come diceva, insomma, che cifre si aggirano queste bollette per capire quant'era il prima e quant'è il dopo? Allora, Caffè Specchi una volta erano 4-5 mila, adesso sono 12 mila, adesso sono arrivate bollette da 26 mila, cioè è un'azienda dove il caro energia diventa insostenibile, è un problema, cioè si fa fatica veramente a pagarle, per quanto si lavori si fa fatica a pagarle. Ecco, c'è anche poi una ricaduta sui prezzi poi al cliente, lei diceva insomma difficile anche quello perché poi si va a cercare si rischia di intaccare anche la clientela, però poi com'è possibile sopportare e fino a quando prezzi del genere? Allora noi non vogliamo creare scuse per gli aumenti, perché aumenti non ce ne sono, cerchiamo un attimo di limare da qualche parte, ma proprio perché non vogliamo intaccare al cliente. Infatti, come dicevo prima, chiediamo €1 al banco e €1 rimarrà. Quindi insomma siamo vicini alla nostra clientela. L'unico problema, se questa diventa una cosa prolungata, diventa un problema mantenere questi prezzi. La ricaduta che dicevamo prima sicuramente incide poi anche sul cliente finale. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti. A tra poco. Ultima parte di Economai FVG, il caro bollette al centro di questa trasmissione. Vi avevamo fatto sentire un po' di testimonianze raccolte nel mondo degli imprenditori e naturalmente ve ne avremmo potute proporre tantissime altre, più o meno tutte dello stesso tono, perché abbiamo visto che le bollette bene o male sono triplicate dappertutto. Sentiamo anche adesso quello che è un allarme lanciato dalla CGA di Mestre, ecco, proprio su questo fronte che interessa la nostra regione. Vediamo. Molte PMI del Friuli Venezia Giulia sono a rischio blackout. Con bollette da capogiro rischiano di chiudere o, nella migliore delle ipotesi, di lasciare a casa una parte importante dei propri dipendenti. Dobbiamo aiutarle
I 6-7 miliardi che il governo ha intenzione di approvare la settimana prossima sono del tutto insufficienti. C'è bisogno di uno scostamento di bilancio importante anche per non compromettere la ripresa economica ed evitare che 5.000 addetti del Friuli Venezia Giulia perdano il posto di lavoro. Ecco, Medeot, quale può essere la ricaduta anche a livello occupazionale? Insomma, questo è un allarme lanciato dalla CGIA di Mestre, ma insomma, per quanto potete tenere duro a questi ritmi di aumenti, a queste cifre? Ma guardi, noi auspichiamo, ripeto, che questi problemi non vadano oltre il semestre attuale. Anche perché il caro energia, quindi i costi vivi delle bollette che abbiamo visto, sono una delle conseguenze. Poi abbiamo tutti i costi indiretti, per esempio la logistica, l'aumento dei carburanti e quindi le acciaierie. A Vicenza l'acciaieria ha applicato il 1° gennaio 22 centesimi al chilo solo per rincaro dell'energia. Tutti questi costi nelle nostre filiere, e i nostri artigiani terranno duro, sono sicuro, però non possono calmierare le quotazioni dei beni prodotti. Quindi inevitabilmente noi andremo verso dei rincari. Rincari, poi il mercato rischiamo che frena questa ripresa, è il cane che si morde la coda. Io auspico che anche la situazione dell'Ucraina si vada a risolvere quanto prima per distendere i mercati, per far rientrare le emergenze e per consolidare soprattutto a quella ripresa di rimbalzo economico che per noi è strutturale. Anche i bonus dell'edilizia sono per il futuro sono una promessa che può essere mantenuta dallo Stato solo se la crescita economica diventa strutturale in questo Paese. È una specie di tempesta perfetta? Bene, noi dobbiamo superarla e lo Stato deve darci una mano a tranquillizzare, perché l'incertezza dei mercati, le materie prime che sono impazzite, i costi dell'energia mettono sì che gli imprenditori non sono più nelle condizioni di rassicurare sia i propri fornitori e i propri collaboratori. Dopo 2 anni di pandemia, certo, questo non ci voleva. Noi però rimarchiamo la nostra capacità di trasformazione che ha questo Paese e rimarchiamo la capacità delle nostre imprese a rispondere con prodotti sicuramente tecnologicamente avanzati, manufatturiero che è avanzato a costi equi. Questa è la grande arma che ha l'Italia nel proprio Made in Italy, poi facendo anche le cose belle e questo non è da tutti. Sì, insomma questa è una delle armi vincenti sicuramente, abbiamo detto aumento dei costi si può tradurre naturalmente su dei rincari anche dei prezzi al consumatore finale, dall'altra parte ci sono anche gli enti pubblici, però abbiamo visto recentemente la protesta dei sindaci guidati dall'ANCI che hanno spento così simbolicamente alle 20 di sera tutti i palazzi municipali per protestare perché sta incidendo tantissimo anche sulle casse dei comuni, questo significa tagliare servizi a un certo punto. Sentiamo che cosa ci dice a riguardo il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani. Gli aumenti esponenziali dovuti al caro energia mettono in ginocchio le casse dei comuni che per protestare hanno spento le luci dei palazzi pubblici. A Pordenone la situazione è molto complicata e il sindaco Ciriani non usa mezzi termini. Il comune di Pordenone ha stimato, ma è una stima assolutamente spannometrica, temiamo che in realtà i conti saranno ancora più duri, un aumento di circa 1,5 milioni di euro in più sulle bollette di luce e gas che dobbiamo spendere per riscaldare, illuminare gli edifici pubblici, le scuole, gli asili, le biblioteche, eccetera. Il governo ha finanziato un po' tutto, si è dimenticato però degli enti locali. I sindaci sono gli enti di prossimità a cui il cittadino si rivolge per qualsiasi esigenza, anche quelle che non competono ai comuni. E quindi è necessario un piano straordinario da parte del governo. A fronte dei rincari rischia così di vedersi azzerato lo sforzo chiesto ai cittadini con il recente aumento dell'IRPEF dallo 0,2 allo 0,6%. Purtroppo sì, l'addizionale IRPEF è aumentata per cercare di mettere in sicurezza i conti, ma le previsioni sono veramente terribili. Forse non sarà sufficiente, ma non possiamo continuare a aumentare i tributi.
tutti, dall'altro lato non possiamo tagliare i servizi. Cosa faccio? Taglio gli asili, taglio le biblioteche, taglio il Teatro Verdi, taglio le politiche sociali. No, sono servizi che prima stavano in piedi perfettamente con un bilancio che era gestito bene. Questo al netto dell'aumento delle materie prime. Conseguentemente le casse dei comuni rischiano veramente il dissesto. E questo però mette anche a nudo la debolezza l'assenza totale di una strategia sia a livello governativo sia a livello europeo. A luglio, quando si iniziò a parlare, fu sottovalutato questo problema e oggi ricade pesantemente sui sindaci che non hanno armi e strumenti per poterlo arginare. I comuni devono tagliare i servizi, chiaramente i cittadini già alle prese con delle difficoltà magari economiche vengono ulteriormente massacrati, possiamo dire così. Sì, noi infatti quello che chiediamo è che gli interventi siano strutturali e non soltanto, diciamo così, in questo momento voluti per l'emergenza. La soluzione non può essere la rateizzazione, la soluzione non può essere l'aumento del bonus sociale, la soluzione non può essere quel miliardo destinato dal governo per andare a coprire gli eventuali interessi per pagamenti tardivi. Quindi noi chiediamo al governo, ma anche alla regione ovviamente, di fare qualcosa, di far sì che questo paese sia in qualche modo autosufficiente e possa provvedere alle proprie esigenze. E ricordiamoci, e insisto e ci tengo veramente, che quella categoria fragile potrebbe domani diventare molto più larga e incidere molto di più poi su quella che è la socialità, il sistema sociale, proprio perché oggi è esclusa da quei bonus. Quindi pensiamo anche a quelle categorie che oggi non hanno diritto e non possono accedere a nessun tipo di aiuto. Grazie, piccolo giro fuori confine perché naturalmente al problema del caro energia si aggiunge quello, lo accennava l'assessore all'inizio trasmissione, del caro carburanti, perché abbiamo visto i prezzi schizzare anche su quel versante. Con Alexis Sabot questo servizio, insomma, per parlare anche del problema benzina. Vediamo. 2,009 euro al litro contro l'1,487 euro al litro. Questa è la differenza di prezzo per la benzina al servizio, esattamente a 8 km da un distributore di Tarvisio, quello subito dopo il confine in Austria. E così, soprattutto nell'ultimo weekend, è andato in scena il carburante tour, quando i friulani scelgono di andare all'estero, ma a 2 passi da casa, per fare shopping o una passeggiata, approfittando per riempire il serbatoio a prezzo scontato. Basta sconfinare ed ecco che in Austria la benzina si trova a 1,487 euro litro, mentre il diesel arriva a 1,467 euro litro. I gestori dei distributori dei carburanti nella fascia confinaria lamentano l'aumento del prezzo del carburante, oltre a registrare la perdita dei clienti recuperati nel periodo Covid, ovvero da quando i confini con Slovenia e Austria erano chiusi e non si poteva raggiungerli per fare rifornimento. Allora, detto anche che qui da noi insomma, ci sono tutti i contributi insomma, regionali che insomma, tutelano da una parte i gestori e dall'altra anche gli automobilisti, comunque la situazione è questa, Assessore, per chiederle legge sui carburanti, a che punto siamo e che cosa verrà fatto dalla Regione? Allora, la legge carburanti vedrà la luce quest'anno, presumibilmente i prossimi mesi, entro l'estate mi auguro, e dovrà comprendere anche una fascia zero sulle fasce confinarie come questa. Poi, ho visto con volentieri questo filmato, ma non è che costa dappertutto la benzina 2 euro al litro. No, certo, lì era un paradosso, diciamo, perché sfondava i 2 euro. Vicino a Telefriuli sono dei centri dove costa intorno a 1,70, quindi un poco più, 1,75, 1,76, 77, così, siccome sono le cifre mediamente della benzina, il gasolio ovviamente meno. Un anno fa facemmo un'operazione di super sconto per evitare il turismo del pieno, che vuol dire meno tasse e più inquinamento. No? Sì. Evitando il turismo del pieno, meno inquinamento e più tasse, no? Quindi pagando meno la benzina, e vorremmo riproporlo, ma nel frattempo è molto costoso questo, perché voi capite, fare uno sconto extra ai cittadini vuol dire depauperare notevolmente le casse della Regione. E vedremo di fare uno sforzo ulteriore e di cercare di avvicinare quanto più il prezzo della benzina, del gasolio in Italia rispetto a quello della Slovenia e dell'Austria. Bisognerà che anche però i distributori e i distributori petrolieri facciano la loro parte come l'hanno fatto la volta scorsa, quindi mettendo delle piccole percentuali anche loro. Allora riusciremo ad abbassare notevolmente, e questo subito, diciamo prossimi mesi, il prezzo delle benzine e del gasolio. Qualcuno obietta che noi dobbiamo incentivare in epoca verde, ci riempiamo la bocca di ecologismo e poi diamo soldi ai combustibili fossili. È vero, ma alla fine c'è un inquinamento minore,
perché se tu prendi la macchina a fare il pieno, come nel caso di Treviso o di Trieste in Slovenia, comunque percorri della strada, consumi del carburante, emetti appunto dell'inquinamento e vai a aumentare l'inquinamento, non a diminuirlo. In più non paghi le tasse in Italia, quindi come si dice in dialetto istro-veneto, becchi e bastonai. Quindi in questo caso è pertinente. Quindi quello sarà l'incentivo che andremo a fare. Per quanto riguarda invece altri sconti per altre categorie, insomma, che avevate magari in mente? Ma vedremo come cioè, in questo momento però, diciamolo tutto, di grossa emergenza, stiamo uscendo auspicabilmente dalla guerra al Covid e purtroppo stiamo entrando in una guerra economica che riguarda l'energia. Come per il Covid ci sono delle situazioni tampone e poi una cosa strutturale. Io auspico che ci siano degli interventi tampone, come è stato annunciato dal governo e come farà la sua parte la Regione nel breve, nei prossimi mesi. Ma per risolvere, come auspicava anche la rappresentante dell'Associazione dei consumatori, non è che nessuno ha la bacchetta magica e potrà risolvere l'autosufficienza o comunque una certa autosufficienza dell'energia in Italia nei prossimi mesi. Ci vorranno degli anni per far questo e ci vorrà fare una politica di energia e di ambiente consapevole e non dire sempre no come dei talebani a tutto. Ecco, questo è un tipo di politica che però, ripeto, a casa, diciamolo chiaramente, non si raggiungerà in mesi ma in anni di duro lavoro e di condivisione del progetto. Allora, grazie ai nostri ospiti, abbiamo capito che purtroppo saranno ancora dei mesi complicati, difficili, vedremo poi domani o al massimo venerdì che cosa deciderà il governo. Io intanto ringrazio comunque moltissimo i nostri ospiti, a partire dall'assessore regionale Fabio Scoccimarro, grazie. Grazie a voi. Grazie anche ad Ariano Medeot, presidente di Confartigianato Gorizia. Grazie a voi. E grazie a Barbara Venuti, vicepresidente di Consumatori Attivi. Grazie. Grazie anche a voi che ci avete seguito, grazie a Simone Caramaschi in regia. L'appuntamento con Economai FVG è per giovedì prossimo. Buona serata. Questo programma è stato offerto da Condifesa FVG.